destinazione di oggi, che sarà Gradara. Gradara, il castello. Poi dopo qualche settimana in mano a testa cosa facevano? Tornavano dalla famiglia Anselmi, rifacevano un contratto nuovo e quindi creavano questi meccanismi poco piacevoli. Le donne sapete quanto valevano in questo periodo? Se no, morto? Zero. La giornata è finita, ci vediamo col prossimo video, domenica prossima alle 13:30 su YouTube. Ciao! Buongiorno, sono le 8:30, stiamo lasciando il nostro bed and breakfast dove abbiamo dormito questa notte per dirigersi verso la destinazione di oggi, che sarà Gradara, col suo bel bordo medievale e il famoso castello in cui ebbe luogo la vicenda di Paolo e Francesca. A dopo per la colazione. Vediamo il fantastico panorama, è bellissimo il panorama, le colline marchigiane. Guarda, manca poco per arrivare a Gradara, esattamente a 8 km. Guarda che bel profilo. Gradara, il castello con le sue fortificazioni. Siamo arrivati a Gradara, abbiamo parcheggiato la moto, adesso andiamo a fare anche colazione. Un castello che ne vale veramente la pena. Qui siamo senz'altro nella stanza più suggestiva del castello, una camera arredata in questa maniera durante i restauri novecenteschi per ricordare la camera dove Francesca, sposa di Gianciotto Malatesta, perse la vita assieme al cognato amante Paolo Malatesta per mano del marito di Francesca, appunto, come viene ricordato da Dante nel quinto canto della Divina Commedia. Sembra quasi di stare sul palcoscenico di un teatro, infatti ci troviamo tutti gli elementi ricordati appunto nella famosa tragedia, come ad esempio la botola dalla quale Paolo cerca di scappare per salvarsi la vita appunto dal marito di Francesca, oppure il leggio o i due sedili che ricordano la lettura del famoso libro Galeotto.
lei che cognome fa? Turra, con la famiglia Turra, i signori Turra, nobili della zona staliziana, bene? E andavano a fare magari la guerra con quest'altra famiglia, Anselmi, con la famiglia Anselmi. Poi dopo qualche settimana in Malatesta cosa facevano? Tornavano dalla famiglia Anselmi, rifacevano un contratto nuovo e quindi creavano questi meccanismi poco piacevoli. E aveva due soprannomi. Il primo era il mastino, perché era così crudele, faceva bere il sangue ai propri cani, perché questi quando andavano in battaglia i nemici venivano feriti, i cani sentivano l'odore del sangue e quindi venivano scagliati come delle armi improprie contro i nemici. E il mastin vecchio, il nuovo da Verrucchio che fece di montagna il malgoverno, là dove Soglion fa, diventi sul 27° canto dell'inferno. Le donne sapete quanto valevano in questo periodo, signore? Zero? Quanto? Zero. Ciao amici, stiamo tornando dal castello di Gradara. Ne devo dire che ne valsa la pena. Sicuramente uno dei castelli più belli che abbiamo mai visto. Tenuto molto bene, è stato ricostruito in maniera molto fedele all'epoca. Negli anni 20 fu acquistato da un grosso imprenditore, lo rimise a nuovo come fosse nella maniera originaria. Le stanze del castello sono state riarredate con degli arredi dell'epoca, ricostruendo un po' la storia del palazzo. Abbiamo visto la camera di Francesca, dove è avvenuta la tragedia dei due amanti. Abbiamo poi pranzato in una taverna di nome Paolo e Francesca, di cui ci siamo trovati molto bene e abbiamo degustato dei piatti veramente buoni. Rifornirsi, un po' di rifornimento fatto. Amici follower, ma soprattutto amici, siamo arrivati alla fine di questo viaggio. Ritornando a casa, una coda chilometrica, mai visto una cosa del genere. Saranno circa 12 km di coda. La giornata è finita, ci vediamo col prossimo video, domenica prossima alle 13:30 su YouTube. Ciao!